Bentrovati in diretta su shritalia.com, il nostro canale di informazione che abbiamo riattivato per garantire ogni giorno un quarto d'ora di notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sui temi del lavoro. Un quarto d'ora per rimanere sempre aggiornati sui temi del lavoro, per capire come sta cambiando il lavoro durante questo periodo di emergenza epidemiologica. Come sempre, durante la puntata daremo conto delle notizie dell'ultima ora per passare poi alla segnalazione dei prossimi webinar e alla rubrica Il meglio del mese. Ma veniamo alle notizie di oggi. FPC, Fondi di Previdenza Complementare, nuova modalità di adesione. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 gennaio una notizia da parte della Covid, la Commissione di Vigilanza sui Fondi di Previdenza Complementare, che regolamenta le modalità di adesione alle forme di pensione complementare, quindi per la destinazione del trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori dipendenti. Questo nuovo regolamento avrà validità dal 1 di maggio 2021. Naturalmente questa è una notizia che avrà un impatto esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti, non tanto riguardante le modalità di gestione della destinazione del trattamento di fine rapporto da parte dei datori di lavoro. La Covid fornisce indicazioni relative all'ambito di applicazione del regolamento, quindi sui documenti e sulle informazioni necessarie per l'adesione, nonché anche sui luoghi deputati alla raccolta dei dati. Il termine poi è stato previsto un termine di 30 giorni per il recesso dalla scelta, una novità in ambito di destinazione dei fondi, quindi vengono dati 30 giorni agli aderenti per recedere dal contratto che è stato sottoscritto, senza dover necessariamente indicare la motivazione del recesso e soprattutto senza costi aggiuntivi. La nuova gestione, la nuova regolamentazione si applica a tutti i fondi negoziali, i fondi aperti, i fondi cosiddetti PIP, quindi piani individuali pensionistici, e i fondi preesistenti. Assemblea sindacale. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 gennaio, ha affermato che il diritto di indire l'assemblea sindacale, di cui l'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, rientra tra le prerogative non solo della rappresentanza sindacale unitaria considerata collegialmente, ma anche a ciascuna componente della RSU stessa, purché sia stato eletto nelle liste delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 sempre dello Statuto dei lavoratori. Bonus babysitter, messaggio INPS del numero 101 del 2021 è intervenuto sulla proroga dei termini per la fruizione del bonus babysitter, che quindi è relativo alle prestazioni che si sono svolte, si sono attuate nel periodo che va dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 in relazione alla sospensione di servizi educativi all'infanzia di ogni ordine di scuola e in ogni territorio italiano. Il nuovo termine quindi per l'inserimento delle prestazioni nel libretto di famiglia è spostato al 28 febbraio 2021, parificandone quindi la durata al bonus babysitting per le zone rosse. Sempre in ambito previdenziale, il lavoro domestico. Circolare numero 9 del 25 gennaio 2021, l'INPS ha stabilito che le nuove aliquote di finanziamento della gestione dei lavoratori domestici resteranno sostanzialmente inalterate rispetto a quelle previste per il 2020. Infatti è stato registrato chiaramente nel 2020 un andamento piuttosto negativo dell'indice ai prezzi al consumo, pertanto l'INPS ha ritenuto di mantenere inalterati sia le fasce di reddito sia le modalità di versamento di contribuzione, quindi la tariffa oraria di contribuzione per ogni singola fascia retributiva. L'INPS nella stessa circolare ha stabilito anche che il contributo addizionale dell'1,40% previsto per i contratti a tempo determinato continuerà ad essere applicato. L'unico caso in cui questo contributo addizionale non verrà applicato è nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato per sostituzione. Notizia comparsa sul sito dell'ANPAL, Covid-19 e somministrazione.
L'ANPAL, nell'ambito di un approfondimento legato all'emergenza Covid, ha pubblicato una relazione molto approfondita che riguarda la gestione e l'andamento dei contratti di somministrazione nell'anno 2020. Vi è stato un picco particolarmente negativo nelle assunzioni in somministrazione nel periodo che va dal 9 di marzo al 3 maggio 2020, che è sostanzialmente il periodo in cui c'è stato il lockdown e l'emergenza ha avuto il suo picco massimo. Tale picco però non è stato compensato nonostante dopo i primi giorni del mese di maggio le assunzioni abbiano ricominciato ad essere poste in essere. Quindi ci si auspica che per il 2021 questo trend venga pian pianino risanato. Infine, comunicazione di lavoratori somministrati. Vi ricordo che il 31 gennaio scade il termine per la comunicazione annuale dei lavoratori somministrati. È una comunicazione che devono svolgere, che devono attuare i datori di lavoro che hanno utilizzato nel 2020 lavoratori in somministrazione. È una comunicazione che va fatta e va rivolta ai rappresentanti sindacali aziendali, alle RSU o in mancanza di questi alle organizzazioni sindacali territorialmente maggiormente rappresentative, quindi quelli che hanno sottoscritto il contratto collettivo. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 1250 euro. Vediamo ora i webinar della seconda settimana di febbraio. 9 febbraio, martedì 9 febbraio, decreto ristori 5, agevolazioni, ristori, aiuto alle imprese, tutte le novità. Naturalmente siamo tutti in attesa di un'ulteriore disposizione normativa che vada a sostenere le imprese e insieme all'avvocato Cavinato e a me cercheremo di chiarire tutti gli aspetti che vadano ad aiutare le aziende a superare questo momento di difficoltà. Mercoledì 10 febbraio, pignoramenti e cessioni del quinto con Margherita Scudellari. Naturalmente il 2020 è stato un anno particolarmente difficile, soprattutto con l'intervento delle casse integrazioni e della perdita del potere d'acquisto di moltissime retribuzioni dei lavoratori. Ci aspettiamo che nel 2021 possano esserci molti più casi di pignoramenti o cessioni del quinto ed è bene quindi fare chiarezza prima di trovarsi impreparati nel momento in cui gli uffici di amministrazione del personale o i consulenti del lavoro iniziano a ricevere la documentazione da parte degli altri enti. 11 febbraio, orari agili, buoni pasto e riunioni brevi, ogni impresa ha il suo smart working. Un focus sullo smart working, cosa fanno le aziende e che cosa possiamo fare per rendere lo smart working una modalità agile sia da parte del lavoratore sia da parte delle aziende, con Elisa Pavanello e Barbara Peressoni. Ma veniamo ora al meglio del mese. Per la rubrica Il meglio del mese vi segnalo alcuni articoli da non perdere su laborability.com. Riteniamo che questi siano articoli particolarmente importanti e che vi segnaliamo proprio perché da questi si può trarre qualche insegnamento e qualche spunto per riallinearsi un po' col mondo del lavoro che sta cambiando. Il primo articolo che vi segnalo oggi è il datore di lavoro, pubblicare un dipendente alla vaccinazione Covid-19. Questo è un tema sicuramente caldissimo, l'abbiamo trattato in settimana con Elisa Pavanello e Carla Ghitti, proprio perché a seconda delle tipologie di attività svolte dai datori di lavoro possono esserci delle soluzioni a questa domanda particolarmente impattanti e diverse. Nasce poi il primo sindacato di Google. Questo è interessante proprio per riallineare anche le aspettative dei datori di lavoro nei confronti di quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Se anche Google ormai ha un sindacato, forse è il caso che anche le aziende più piccole inizino a pensare l'impatto che il sindacato potrà avere di qui a qualche anno. Infine 7 tendenze per l'ufficio del futuro. Anche questo è un tema particolarmente interessante proprio per il fatto che si lega allo smart working, come lo smart working può cambiare le abitudini dell'azienda e come può rendere gli ambienti di lavoro più adatti allo svolgimento di attività, soprattutto anche in ambito creativo. Per il punto di vista delle videopillole da non perdere, quindi vi segnalo dialogo con Ernesto Martinelli di Enel Group, con il quale abbiamo parlato della nuova normalità portata dal Covid, quindi nuove modalità di lavoro che diventano dapprima cose particolarmente impattanti e difficili da fare e poi diventano una nuova normalità.
Ed infine il dialogo con Alessandro Megaro di Euler Hermes, l'importanza dei social media come strumento di condivisione di esperienze e competenze, social media che ormai diventano alla portata di tutti. Infine vi segnalo che oggi parte la nuova videorubrica di Laborability che spiega i temi del lavoro con un linguaggio semplice e fruibile da tutti. Il lavoro in 5 minuti è un video che spiega veramente in 5 minuti i temi del lavoro. Nel primo video, che troverete nella sezione video del sito laborability.com ma anche su YouTube, l'avvocato William Castagnotto parlerà di malattia e controlli sulla malattia, quindi tutte le cose che i datori di lavoro possono fare per controllare i lavoratori in malattia nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Ma prima di salutarvi vi lascio al trailer della prima Master Series dedicato ai temi della negoziazione e vi ricordo che il prossimo appuntamento con il TG Lavoro sarà lunedì alle ore 12. Grazie! Ciao, sono Gianluca Spolverato e questa è la prima Master Series. Il tema è quello della negoziazione nell'ambito del lavoro. Negoziamo continuamente con dipendenti, collaboratori, colleghi, capi. Negoziamo con il sindacato, con le istituzioni, con i giudici. Tante sono le occasioni in cui negoziamo. Di che cosa parleremo in questa Master Series? Racconterò quella che è stata la mia esperienza in questi 20 anni. Cercheremo di definire regole, metodi e offrire un punto di vista che vi accompagni ad apprendere le tecniche per negoziare. Imparare a negoziare è una questione di tecnica, la tecnica si apprende, poi ciascuno ci metterà del proprio. Punti di attenzione, metodi, dalla tattica alle regole, le 10 regole che ho imparato in questi anni. Questo è tutto e adesso cominciamo.